Il primo intervento ad essere cantierabile, l'avvio dei lavori è previsto per fine 2019, sarà la messa in sicurezza del Rio Bona nel quartiere di San Pier di Canne a Chiavari. Il letto del corso d'acqua, che attualmente passa sotto i condomini, sarà spostato più a monte e allargato prima di mettersi nel torrente Rupinaro. Si è concordato con la Regione di deviare il flusso, perché non si può spostare le case o demolirle, viene deviato questo rio, viene poi nuovamente immesso dentro Rupinaro, spostando questo rio di circa una ventina di metri. Gli interventi di messa in sicurezza interesseranno poi anche il Rio Bacezza e il Rio della Moranda. Interesserà invece il muraglione del Civico 11 di Corso Genova la prima convenzione pilota per la suddivisione delle spese relative alla ricostruzione degli argini del Rupinaro. La stipula del contratto, unico ad oggi in Liguria, verrà esteso per tutte le difese spondali del corso d'acqua, le cui proprietà circostanti saranno oggetto di un monitoraggio. Ringrazio il condominio di Corso Genova 11 che ha prestato molto tempo per questa elaborazione di questa convenzione. Siamo arrivati oggi alla ormai imminente firma, dovrà passare in giunta questi atti propedeutici per poi indire la conferenza di servizi nei mesi di marzo e aprile e arrivare alla conclusione di tutti gli atti entro maggio-giugno. Gli argini sono di proprietà privata, però c'è un interesse pubblico importante della messa in sicurezza. Abbiamo raggiunto questo accordo che è di 80% a carico della parte pubblica e il 20% a carico dei privati, che è stato avallato dalla Regione Liguria. È il primo caso nella nostra regione. Complessivamente per tutto il progetto di messa in sicurezza del torrente Rupinaro sono a disposizione 4.700.000 euro. Entro la metà di aprile sarà completato il monitoraggio dei restanti 6 ponti che ancora non sono stati oggetto di collaudo, dopodiché si deciderà gli interventi da effettuare per la loro messa in sicurezza. Resta da risolvere invece il problema che blocca il rifacimento dei 2 ponti già collaudati, quelli di Corso Italia e Viale Tappani, ovvero la nuova normativa che obbliga un innalzamento delle nuove strutture di 1,5 metri. La pratica è oggetto di trattativa al Ministero a Roma.